Con l'intendimento di integrare, oggi una necessità, l'assistenza sanitaria del sistema pubblico e frutto di un lungo percorso contrattuale è nato Sani in Veneto, un apposito fondo regionale che già eroga prestazioni che garantiscono un importante sostegno ai lavoratori dell'artigianato. In Veneto l'EBAV, ente bilaterale dell'artigianato, strumento cogestito dai rappresentanti dei titolari d'impresa e dai sindacati dei lavoratori dipendenti che eroga prestazioni di tutela sociale, vanta un'esperienza tale da essere un punto di riferimento per tutto il comparto nazionale. Venne concepito per gestire una serie di prestazioni settoriali o trasversali, dai sussidi per mancanza di lavoro alla formazione professionale, dalle iniziative a favore della sicurezza alla promozione delle imprese, dal sostegno allo studio alla previdenza complementare, solo per citare alcuni esempi. Mancava un ultimo tassello, un fondo di assistenza sanitaria integrativa che le parti sociali venete, organizzazioni datoriali e sindacati, in sede di contrattazione, hanno deciso di costituire in ambito regionale con la creazione di Sani in Veneto. Nel 99 era previsto un aumento contrattuale che è stato accantonato da parte di Confartigianato, CNE, Casa, CGIL e Cislovile nazionali, è stato accantonato perché sempre più si sentiva l'esigenza di trasformare una parte di denaro, quindi di salario, a prestazioni di assistenza sanitaria integrativa. È un problema molto sentito non solo dai lavoratori dipendenti ma anche dai imprenditori artigiani, e quindi l'idea è partita così. Fermo restando che dal 2009 l'applicazione ha trovato piena completezza nel 2013. L'ambizione, l'obiettivo è quello di estendere queste prestazioni anche agli imprenditori e ai loro familiari. Siamo partiti proprio da questo punto per dire che queste attività devono essere vicine al territorio e vicine all'impresa, quindi al di là della scelta nazionale che è stata in Sanarti abbiamo preferito farne una in Veneto perché successivamente, penso nel giro di qualche mese, partiremo anche con l'iniziativa per gli imprenditori, per i familiari e anche per i familiari dei nostri collaboratori. Quali prestazioni è in grado di offrire il fondo? Allora, partiamo da un presupposto. L'elemento costitutivo di qualsiasi fondo sanitario è il nomenclatore. Il nomenclatore contempla sostanzialmente, ed è questo che voi vedete, tutte le prestazioni che gli iscritti possono ottenere. Il nomenclatore che è stato adottato dalla CDA di Sani in Veneto è sicuramente avanzato e particolare rispetto a tutte le altre esperienze. Perché questo? Perché si è scelto una formula basata sull'indennizzo che è una formula di facile lettura, nel senso che immediatamente il lavoratore viene a conoscenza dell'indennizzo di cui ha diritto. Possiamo fare un esempio concreto? Sì, noi abbiamo ad esempio fra tutte le prestazioni, che sono centinaia, alcune prestazioni molto significative che riguardano le visite specialistiche, le analisi di laboratorio, la diagnostica per immagine. Tutte queste sono tariffate. Ad esempio l'angiografia ha un indennizzo di euro 305. In questo caso l'indennizzo viene erogato indipendentemente dalla presentazione di una fattura, di una documentazione di spesa, ma solamente con una documentazione del medico attestante il fatto che ha fatto questo tipo di intervento o questo tipo di prestazione. Quindi anche nel momento in cui l'assistito non abbia affrontato alcuna spesa. Anche nel momento in cui, esatto, lo confermo, non abbia affrontato alcuna spesa. Diciamo il nomenclatore ha di per sé una grande facilità di lettura proprio perché cerca di fuoriuscire dalle normali logiche, che sono logiche molte volte di trappola, nella lettura tra franchigia, abbattimenti e diciamo una situazione tortuosa di massimali. Noi crediamo che questo nomenclatore effettivamente possa costituire un grande vantaggio per i lavoratori diciamo di questo territorio.